Altai si svolge durante la guerra di Cipro del 1570, che vede contrapposti da una parte la Repubblica di Venezia, alla quale poi si unì la cosiddetta Lega Santa, formata da molte altre potenze cattoliche dell'Europa occidentale, come l'impero spagnolo, lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, il Sacro Romano Impero, e dall'altra parte l'impero ottomano. È una guerra combattuta appunto per il possesso dell'isola di Cipro. L'isola di Cipro era veneziana, Venezia però pagava un tributo all'impero ottomano per il possedimento del regno di Cipro, quindi diciamo che era veneziana ma fino a un certo punto, e l'impero ottomano voleva conquistare l'isola. Eh, è interessante dal punto di vista storico ricordare che la guerra di Cipro si concluse con la conquista dell'isola da parte dell'impero ottomano. Eppure la battaglia che più viene ricordata di quella guerra, la battaglia di Lepanto, è considerata una grande vittoria dell'Occidente cristiano contro l'avanzata dell'impero ottomano musulmano in Europa. È considerata la battaglia navale nella quale l'impero ottomano perde la sua supremazia sul Mediterraneo orientale e più in generale viene dimostrato che la flotta dell'impero ottomano non è invincibile come si pensava. E di conseguenza da allora la battaglia di Lepanto è diventata un simbolo dello scontro di civiltà, un simbolo dell'Europa cristiana contro i musulmani, contro il Medio Oriente musulmano, un simbolo appunto della necessità da parte della cristiana Europa di fermare l'avanzata musulmana. È diventata un simbolo di vittoria, sebbene sia una battaglia che fa parte di una guerra che è stata persa dall'Europa cristiana. Già questo rende quella guerra, quegli anni, piuttosto particolari, almeno per il racconto che ne facciamo noi oggi, per il mito che è stato costruito sopra la battaglia di Lepanto, che spesso viene citata e ricordata da partiti di estrema destra, da movimenti xenofobi e islamofobi. È significativo questo mito perché appunto è un mito contraddittorio. Si è trasformata in leggenda una battaglia che in realtà fa parte di una guerra che è stata persa, che si è conclusa con una sconfitta e che per di più era una guerra che si combatteva per il predominio su un'isola che già aveva, diciamo, uno statuto, che già aveva una condizione mista. Era un'isola veneziana, però i veneziani per tenerla pagavano un tributo, pagavano una tassa all'impero ottomano. Insomma, è tutto molto meno netto, molto meno disegnato in bianco e nero, in toni precisi, il contesto storico nel quale si muove il nostro romanzo, molto meno netto di come di solito ci viene raccontata quella vicenda. Altai si svolge 15 anni dopo l'epilogo del nostro primo romanzo, Q, che avevamo firmato con il nome Luther Blissett, però non è un seguito di Q. Altai si può leggere senza aver letto Q e non riprende le vicende che avevamo raccontato in quel romanzo, riprende alcuni personaggi che però in Altai non sono i personaggi principali. In particolare il protagonista di Q in Altai è un personaggio secondario, mentre il protagonista di Altai è un personaggio nuovo, un veneziano che si troverà preso in mezzo in qualche modo, che rischierà di essere schiacciato proprio da questa logica, da questa idea di scontro di civiltà tra
Impero Ottomano e Repubblica di Venezia. E poi in Altai ha grande importanza un altro personaggio che in Q era un personaggio secondario, Giuseppe Nasi. Giuseppe Nasi era un ebreo sefardita che aveva vissuto in Spagna fino alla cacciata degli ebrei, la sua famiglia, diciamo, aveva vissuto in Spagna fino alla cacciata degli ebrei e poi la sua famiglia si era trasferita altrove finché non erano arrivati nella Repubblica di Venezia. Giuseppe Nasi poi era stato cacciato anche dalla Repubblica di Venezia nel momento in cui appunto gli ebrei periodicamente venivano cacciati fuori dalla Repubblica di Venezia fondamentalmente per mettere le mani sui loro beni, sulle loro ricchezze. Giuseppe Nasi appunto era stato buttato fuori dalla Repubblica di Venezia, aveva trovato ospitalità a Istanbul, nell'impero ottomano, e lì aveva cominciato a finanziare il Gran Visir, a finanziare il sultano, aveva cominciato ad avere dei rapporti importanti con il potere. In Altai Giuseppe Nasi ha una visione, ha un'idea, ha un progetto, un'utopia. Lui finanzierà con i suoi denari la guerra di Cipro e una volta che l'impero ottomano avrà conquistato l'isola, si farà eleggere re di Cipro. Si farà nominare re di Cipro, in qualche modo Cipro diventerà un suo possedimento e la trasformerà in una specie di rifugio per tutti i profughi d'Europa e del Mediterraneo, primi tra tutti gli ebrei, una specie di terra promessa che già la sorella di Giuseppe Nasi aveva cominciato a costruire a Tiberiade, grazie appunto a possedimenti lasciati a lei dall'impero ottomano, ma Giuseppe Nasi ha un'idea più grande di quella della sorella che aveva costruito appunto, dato vita soltanto a piccole colonie ebraiche in Palestina. Lui pensa di slegarsi dall'idea della terra promessa che deve essere per forza sulle rive del Giordano, che deve essere per forza Israele. No, pensa che la si possa fare anche su un'isola in mezzo al Mediterraneo e che la si possa fare non soltanto appunto per gli ebrei della diaspora, gli ebrei continuamente cacciati dai vari stati d'Europa, ma per tutti i profughi. Bisogna tener conto che in quel periodo spesso i profughi attraversavano l'Adriatico e attraversavano il Mediterraneo in una direzione opposta rispetto a quella che attraversano oggi, cioè si andava dall'Europa occidentale, specialmente gli ebrei andavano dall'Europa occidentale verso l'impero ottomano, dove invece era garantita la libertà di culto, dove con certe restrizioni a livello di diritti politici, diritto di portare le armi, eccetera, però comunque cristiani, ebrei e musulmani potevano manifestare la loro fede liberamente e non erano sottoposti a persecuzioni. Quindi anche questo, diciamo, è qualcosa che rende il mondo di Altai piuttosto diverso e però in qualche modo anche collegato a quello di oggi. Questo progetto di Giuseppe Nasi, quello di trasformare l'isola di Cipro, una volta riconquistata dall'impero ottomano, in una isola per i ribelli, per i profughi di tutta Europa, si scontra con un problema. E questo è uno dei temi del romanzo. Il problema è che quell'utopia verrebbe garantita perché poi non nascerà,
lo sappiamo, insomma, la storia non ci racconta di un'isola di Cipro trasformata in questa terra promessa. Quell'utopia comunque sarebbe nata figlia delle armi di un impero, cioè sarebbe stata conquistata e garantita dal sultano e grazie all'esercito del sultano. E quello che in Altai avviene, ciò su cui si cerca di riflettere, il tema, è proprio questo. Può funzionare un'utopia che invece di essere conquistata dal basso attraverso una lotta da parte di un popolo di ribelli e di marginali, viene invece regalata in qualche modo dal potere, viene concessa e difesa dal potere, e una volta che un'utopia viene ottenuta attraverso le armi di un esercito imperiale, si potrà poi fare a meno di quell'esercito? Lo si potrà rimandare indietro una volta che i militari, i soldati sono scesi nelle strade? Come si fa poi a farli tornare nelle caserme o a farli tornare da dove sono venuti e a non prendere più ordini da coloro che invece si sono abituati a dare ordini in quel territorio? Questo è un interrogativo che ci poniamo sempre, che ci poniamo anche oggi, in una situazione di emergenza in cui il numero di forze di polizia e di militari che vediamo per le nostre strade, che controllano i nostri movimenti, i nostri spostamenti, è aumentato a dismisura, è aumentato in maniera preoccupante. Torneranno indietro? Riusciremo a riportarli, a farli ritornare nelle caserme, a liberare di nuovo le strade? Sarà di nuovo possibile muoversi liberamente? Ecco, questo è un primo interrogativo su cui Altai esercita la sua narrazione, intorno al quale si svolge il racconto. E la seconda questione è l'idea di scontro di civiltà. Altai cerca di raccontare proprio come l'idea stessa di scontro di civiltà sia una menzogna, sia un mito che viene costruito con una finalità, con un fine, è un mito che viene costruito appunto per la guerra, per fare meglio la guerra, per fare scontrare interessi economici contrapposti, ma è un mito che non corrisponde alla realtà. Le civiltà non sono pezzi di acciaio che si scontrano l'una contro l'altra. Le civiltà probabilmente non esistono nemmeno in quanto tali, e se esistono somigliano molto di più a delle masse gassose, colloidali, che quando appunto si avvicinano si mescolano, si contaminano, si meticciano tra di loro. E Altai cerca di raccontarlo presentando personaggi che sono figli proprio di questo meticciato, di questo mescolarsi delle civiltà. Basta pensare che una delle concubine più influenti del sultano Selim II, che è quello che deciderà di muovere all'assedio di Famagosta, di muovere per la conquista di Cipro il suo esercito, quella che era considerata la sultana, Nurbanu, era molto probabilmente una donna veneziana, di origine veneziana, di una famiglia di origine veneziana, catturata da corsari pirati ottomani in un'isola del Mediterraneo. E di conseguenza era molto legata a Venezia, aveva contatti con la Repubblica di Venezia, continuava ad averli, ed era una donna molto influente all'interno della corte ottomana. Lo stesso Gran Visir aveva legami con il partito di coloro che non volevano la guerra. Ecco,
Altai cerca di raccontare come anche in tempo di guerra, anche quando ormai la guerra è dichiarata, anche quando ormai tutti parlano di scontro di civiltà, in realtà c'è chi non ci crede allo scontro di civiltà, c'è chi non si mette l'elmetto, c'è da un lato un partito della pace che magari ha interessi perché la guerra non si faccia e che cerca di spingere perché la guerra venga evitata o perché si concluda il prima possibile. Dall'altro ci sono persone che per la loro biografia, per la loro storia, cercano di evitare lo scontro di civiltà perché dallo scontro di civiltà resterebbero schiacciate, resterebbero inevitabilmente sconfitte, non possono che perdere, sono i cosiddetti vasi d'argilla in mezzo ai vasi di ferro, quando appunto apparentemente, almeno quando si racconta che blocchi di ferro, blocchi d'acciaio si scontrano uno contro l'altro, tutto ciò che è terracotta, tutto ciò che è creta, tutto ciò che è vaso di porcellana andrà in frantumi e di conseguenza cerca di lottare per dimostrare che intanto che lo scontro di civiltà è una menzogna, appunto, e dall'altra parte per evitare ciò che quella menzogna produce invece realmente, perché quella menzogna, quella bugia ha delle conseguenze reali, che sono la guerra, che sono la distruzione, che sono la povertà che le guerre portano, perché vengono poi sempre pagate dai più deboli. Ecco, Altai cerca di raccontare questo, mettendo in campo appunto dei personaggi che sono in buona parte ricavati da ricerche d'archivio, quindi sono personaggi storici che noi abbiamo trasformato in personaggi romanzeschi, in personaggi narrativi. La gran parte delle vicende che vengono raccontate sono realmente accadute. La stessa idea di Giuseppe Nasi di diventare re di Cipro è qualcosa che i testi storici hanno confermato, insomma, Giuseppe Nasi aveva davvero questa idea, o comunque la espresse, o comunque gli venne promesso dal sultano che sarebbe diventato re di Cipro se avesse pagato per quella guerra. Noi ci siamo inventati che diventando re di Cipro Giuseppe Nasi avrebbe voluto appunto regnare su un'isola di utopia, su una specie di tortuga per pirati. Ecco, questa è una nostra invenzione perché ci interessava ragionare appunto sulla possibilità di un'utopia del genere e sulle sue contraddizioni.